we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, benvenuti qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Nuova edizione, nuovi ospiti, tante storie da raccontare. Sempre qui a bere il caffè insieme, però come sapete da qualche giorno che abbiamo appena ripreso la nuova edizione con una nuova fascia oraria, quindi dall'1 alle 2. Mi raccomando, non mancate mentre pranzate in famiglia, seguite le nostre storie, le nostre interviste. Allora, oggi di cosa parliamo? Un argomento particolare, un po' tecnico se vogliamo, ma abbiamo qui un ospite che ci illuminerà appunto in materia. Parliamo di debito pubblico, riduzione del debito pubblico. Vi presento subito il nostro ospite, Angelo Grasso. Benvenuto Angelo. Grazie a lei dottoressa. Ecco, allora preferisci che ci diamo del dottore oppure del tu? Come vuole. Come vuole. Diamoci del tu. Diamoci del tu, grazie. Dottor Grasso, allora per noi adesso Angelo. Angelo Grasso, responsabile Ardep Veneto. Ecco, è un'associazione, l'Ardep, che appunto si occupa e si impegna di contrastare il debito pubblico. Sì, diciamo che è un'associazione che è nata nel 1993, fondata dal professor Corradini, quando l'Italia stava rischiando di fare default, perché il debito pubblico arrivò proprio nel 1994, l'anno dopo, al 124% del PIL, del prodotto interno lordo. Ecco, l'Italia è un paese decisamente a rischio. Siamo decisamente a rischio, anche se adesso siamo messi, cioè male come debito complessivo, però complessivamente bene se vediamo anche altri indicatori che poi magari li vedremo nella trasmissione. Diciamo che l'Ardep vuole ammonire gli italiani, informare gli italiani e anche escogitare soluzioni per ridurre il debito che altrimenti si scaricherà non solo su di noi vivi attuali ma anche sulle giovani generazioni. Ecco, vediamo di includerci un pochino ancora in queste giovani generazioni. Ah beh, sicuramente sì, dobbiamo pensarci sicuramente. L'impegno è collettivo. Certo. Ma prima di entrare nel merito un po' anche tecnico dell'argomento, volevo presentare un appuntamento importante, perché diciamo che tu, Angelo, sei qui in tempo reale. Sono perché in tempo reale. Stasera c'è appunto un incontro importante proprio aperto a tutta la cittadinanza, ma anche a chi vuole venire da fuori Padova, appunto perché la sede è Padova, Palazzo Moroni. Palazzo Moroni, la sala Paladina, ecco qui c'ho la locandina dell'invito. Sì, beh, insomma magari non si vede molto benissimo, però è comunque l'invito alla cittadinanza è invitata, appunto, facciamo una conferenza, la prima conferenza veneta di cui sono il referente dell'associazione. Quindi è un appuntamento importante proprio perché in genere l'associazione ha sempre operato a livello nazionale, no? È la prima conferenza in territorio veneto e Padova è stata scelta insomma anche perché tu sei residente a Padova come città appunto che ospiterà questo incontro molto importante. Leggo alcune informazioni dalla locandina, sono costretta ad andare un po' veloce perché voglio farti dire tanto, abbiamo una ventina di minuti a disposizione perché dopo ci raggiungerà un altro ospite. Allora, prima conferenza veneta, Ardep, Associazione per la riduzione del debito pubblico. Sottotitolo: la riduzione del debito pubblico italiano tra vincoli europei e crisi economica. Quindi il tema è quanto mai attuale. Introduzione appunto del qui presente Angelo Grasso, incaricato Ardep Veneto. Leggo gli altri contributi anche per stimolare un po' l'attenzione, magari l'interesse dei nostri telespettatori. L'Ardep, una provocazione per il bene comune. L'intervento del professor Luciano Corradini, fondatore e presidente onorario Ardep, professore emerito nell'Università di Roma 3, quindi un nome importantissimo a livello nazionale. Devo dire anche, se mi permetti, che è stato sottosegretario alla pubblica istruzione per 7 mesi durante il ministero Dini, per cui è un uomo di tutto rilievo, diciamo, di grande levatura, è un professore poi che fa parte, appunto, è cattolico e per cui è ben conosciuto nell'ambito, ha fatto la cattolica a Milano. Quindi, insomma, qui da Telechiara siamo ancora più siamo sicuramente sì, esattamente. E poi potrei spiegare brevemente che lui, proprio nel momento di crisi nel 93, versò una parte del suo stipendio
al fondo di ammortamento dei titoli di Stato, ora fondo di ammortamento per la riduzione del debito pubblico, per provocare, cioè provocare per educare. Infatti lui è professore di pedagogia, e per cui era una piccola goccia che andava a colmare il grande oceano di debito, però era un intento civico, pedagogico. Assolutamente, quindi non solo chiacchiere distintivo come si dice o fuffa, ma Bravissima. decisamente un esempio concreto, perché dopo bisogna essere credibili, no, con l'esempio sì, pratico. Allora, importantissimo dicevamo certo, l'intervento del professor Corradini, poi abbiamo un altro professore, Luciano Greco, che affronterà il tema chi paga il debito pubblico, domanda da 10 milioni di dollari. Ecco, Luciano Greco, docente di scienza delle finanze, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Padova, quindi un altro pezzo da 90. Pezzo da 90, perché anche poi è proprio uno specialista della materia, si occupa di questa materia, per cui ha fatto parecchi studi e parlerà anche dei futuri problemi che ci potrebbero essere anche a livello territoriale, se vogliamo. Ecco, poi parleremo, magari un accenno anche appunto al territorio. Abbiamo poi Michele Iafelice, funzionario Agenzia delle Entrate, coordinatore di front office nell'ufficio di Padova 1, affronterà il tema Serpico e la tax compliance. Questo è un titolo molto filmico, ricorda il tuo chiacchiere distintivo, per cui in realtà Serpico... non chiacchiere caffè, ma chiacchiere... Esatto, Serpico è un sistema, diciamo, di rilevazione del contribuente e la tax compliance. Venite alla conferenza così capirete cos'è. Rimandiamo tutto ai tecnici, perché sennò entriamo troppo nel difficile. E poi abbiamo un nostro concittadino, Giulio Muratori, delegato FAI Fondo Ambiente Italiano di Padova, architetto insomma conosciuto anche così dai media locali, l'esperienza del FAI nella gestione dei beni culturali, quindi un esempio più pratico, più radicato sul nostro territorio. Un esempio virtuoso, perché effettivamente noi il 12 di novembre a Roma presenteremo una legge, una proposta di legge proprio alla Camera dei Deputati, per affittare tutte quelle opere d'arte che sono chiuse negli scantinati dei musei, e destinando il 50% alla riduzione del ricavato, alla riduzione del debito pubblico, e il 50% al Ministero dei Beni Culturali, per cui avere un duplice vantaggio. Ah, perfetto, quindi davvero l'esempio virtuoso c'è tutto. C'è tutto, infatti allora ho chiamato appunto il delegato, cioè provinciale del FAI, perché la sua esperienza in materia sarà una testimonianza importante nel trasformare praticamente un peso, un qualcosa di inutilizzato, in un fattore produttivo di ricchezza. Ma questo riguarda già quella proposta di legge a cui volevo fare accenno in questa intervista. Ecco, allora parliamo della proposta di legge che riguarda appunto i beni culturali, le opere d'arte. Che cosa comporta? Nel contesto proprio dell'Ardep, è un'idea, se vogliamo, che nasce? Sì, è un'idea che nasce, diciamo, nell'associazione, per cui noi abbiamo circa il 90% delle opere d'arte che sono site nei magazzini, negli scantinati dei musei, e per cui valorizzarle significa dare un contributo da un lato alla cultura, destinando appunto i beni culturali una parte del ricavato, e dall'altro anche ovviamente alla nazione intera, perché andremmo a lenire per poco però, andremo a lenire, se vogliamo, questo grande problema. Però noi, quello che volevo dire, Damiana, è che siamo però, recepiamo tutte le idee che possono avere gli italiani. Ecco, noi siamo propositivi ma anche ricettivi al contempo, per cui se gli italiani vogliono, non so, dialogare con noi, possono andare sul nostro sito, che non so se ci sarà il logo, eccolo qui, la sovraimpressione, www.ardep.it, esatto, e possono poi accedere nei contatti, e nei contatti possono dialogare con me o se si vuole con il presidente a Roma, il presidente onorario. Beh, invitiamo tutti, insomma, a interessarsi di questo argomento un po' sconosciuto, se vogliamo, cioè pochi sanno che magari c'è un'associazione che opera attivamente per ridurre, insomma, o almeno proporre o tentare di ridurre questo debito pubblico. Ecco, una delle proposte è appunto questa, dell'utilizzare in qualche modo le opere d'arte per ammortare, se vogliamo, si può dire. Diciamo che noi abbiamo una grande miniera inutilizzata, questa grande miniera è la nostra ricchezza artistica, e per cui perché non utilizzarla? Siamo il paese del sole e della bellezza artistica. Ecco, leggo qui appunto da alcune note informative che si terrà appunto un'asta che vedrà battute, diciamo, appunto, opere d'arte. L'idea è quella appunto, vedo qui, di devolvere, insomma, i proventi dell'asta per il 50% al fondo per la riduzione del debito pubblico, ex fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si chiamava così, e per il 50% al Ministero dei Beni Culturali, che li designerà, al netto delle spese correnti di gestione delle aste, alla repartizione, catalogazione e restauro di altre opere ad oggi non esponibili. Quindi è un esempio molto innovativo comunque, no? È la prima volta che c'è questo tipo di proposta di legge. Diciamo di sì, diciamo che è un esempio
esempio molto innovativo, però noi, lo ripeto, grazie al contributo di tutti vorremmo farne tante altre, sì, certo. e per cui avere molte idee per ridurre il debito. Ecco, vorrei anche rilevare che il nostro debito oggi, cioè la somma di tutto il debito dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, bravo, diamo qualche dato. Esatto, è arrivato al 118%, ecco, quasi a livello di quello del 1994, solo che in questo momento molti altri sono messi male. Ad esempio posso ricordare che il più grande debito pubblico attualmente presente è quello del Giappone, che raggiunge probabilmente in questo momento il 180%. Quindi sono messi peggio di noi? Sono messi peggio di noi, solo che loro hanno una stabilità politica superiore, per cui se vogliamo hanno un rating, cioè un grado di affidabilità tutto sommato superiore. Gli Stati Uniti hanno probabilmente un debito pubblico che sta arrivando al 103%, e per cui molto elevato anche quello. Ciò non toglie che noi purtroppo siamo stati designati assieme a tutti i paesi mediterranei dagli inglesi, con la loro consueta, se vogliamo, spocchia anglosassone, Sì. PIGS, cioè maiali. Porcellini, porcellini, PIGS, maiali, sì, ma è un termine tecnico, ecco, voglio rassicurare gli amici è un termine che ci tecnico, seguono noi da saremo i casa. PIGS perché assieme col Portogallo, Italia, Grecia e Spagna sarebbero i paesi meridionali che hanno i più grandi debiti. In realtà a lei dell'Italia adesso si è aggiunta anche quella dell'Irlanda, che non ha un alto debito ma ha un grande deficit, cioè quello che viene a mancare ogni anno rispetto appunto alle entrate. Sì, non capisco bene l'associazione Sì. con i maiali comunque. No, va bene, ma gli inglesi amano fare questi Comunque giochi di parole. è una definizione proprio da economisti, cioè non è che è un'offesa, ecco, vogliamo No, che loro non è lo che gli fanno inglesi anche, che passano a Padova adesso rischiano diciamo magari che loro l'hanno fatto anche con l'intento un di po' di offendere. sarcasmo, vabbè, Esattamente, insomma, esattamente. in qualche modo l'Italia deve impegnarsi di più per evitare poi di avere questo tipo di considerazione da parte dei paesi Dobbiamo esteri, impegnare no? di più, ecco perché ad esempio a me non sono molto simpatici gli anglosassoni, però effettivamente ad esempio nella logica anglosassone, soprattutto americana, c'è la logica del ritorno. Cioè noi nasciamo in una determinata nazione, in un determinato territorio, in un determinato ambiente, e abbiamo dei fattori positivi da questa nascita, e allora se siamo fortunati, e io mi ritengo abbastanza fortunato come te Damiana, come tanti altri cittadini d'Italia e soprattutto quelli del Veneto, dobbiamo tornare qualche cosa di quello che abbiamo avuto gratuitamente alla collettività, e questo è il nostro intendimento, la nostra associazione, un intendimento pedagogico e anche civico. Quindi un invito a contrastare anche i furbetti del quartierino, le evasioni fiscali, insomma si sa che gli italiani... Il contenimento della spesa pubblica anche, che noi qui in Veneto per noi è molto importante, cioè non solo l'evasione ma anche il contenimento della spesa, cioè indirizzare bene i nostri soldini, e questo è assolutamente fondamentale, e noi nel nostro statuto cerchiamo appunto di assolvere a questo compito. Ecco, ricordiamo che l'ARDEP nasce nel 1993, giusto? Quindi insomma, è da anni che si impegna in questa direzione, ma ancora non ha magari non è così conosciuta, insomma, come associazione a livello nazional popolare, diciamo così. Ecco, diciamo che non è conosciuta una maggior riflessione a livello nazional popolare, perché se vogliamo per il momento è partecipata per lo più da persone che sono consce della materia o eventualmente intellettuali che conoscono questo problema. Invece noi vorremmo però avere proprio una spinta da tutto il popolo, chiamiamolo così, perché è un problema di tutti, dobbiamo risolverlo assieme. Ecco, quindi sarà un importante momento di riflessione, l'incontro convegno, diciamo, di questa sera, lo ricordiamo alle ore 18 in sala Paladin di Palazzo Moroni, che insomma è la sede del comune di Padova, e dalle 18 più o meno alle 20, però sarà un paio d'ore. Esattamente, un paio d'ore, poi devo dire subito che a parte la mia introduzione che durerà solamente 5 minuti perché io voglio essere molto pratico, ogni relatore farà al massimo 20 minuti di intervento, sono 4 relatori, poi lasceremo una mezz'oretta spazio al dibattito con il pubblico, perché altrimenti il pubblico non può andare a sentire mezz'ora, 3/4 d'ora, un'ora, un unico relatore. Sarà un incontro interattivo, ecco, molto dinamico. Esattamente. Davvero invitiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, e ripeto, non solo a Padova, a parte insomma i problemi logistici di trasporto che in questi giorni purtroppo ci sono stati, e lo ricordiamo, per i disagi legati alle alluvioni, al maltempo, purtroppo, però insomma ognuno fortemente motivato e interessato può prendersi la macchina e venire in zona Padova Centro, ascoltare te, insomma, ma soprattutto i docenti, i professori, che avranno sicuramente molto da dire in merito appunto al debito pubblico. Ecco, hai ricordato la logica del ritorno, cara appunto al mondo anglosassone, agli americani, quindi dicevi un invito quasi pedagogico a riflettere sulla situazione. Perché noi italiani, se vogliamo ancora restare, diciamo, sulla scena della storia e non affrontare il declino, come fu ad esempio per la Repubblica Veneta, dobbiamo sicuramente rimboccarci le mani
e dare anche una scossa proprio civica, comunitaria. Ecco, pensare che quello che va bene per me deve andare bene per la nazione e viceversa. Ecco, quindi un'ottica che guarda al futuro, cioè non pensiamo solo al nostro orticello, alla nostra vita, al nostro presente, ma pensiamo anche a quello che poi lasceremo ai nostri giovani figli, come si soprattutto, dice, no? Alle giovani esattamente. generazioni. Cioè vorremmo lasciare anche un'Italia migliore di quelle che abbiamo ereditato ai nostri figli. Ecco, allora la domanda nasce spontanea, come si dice, e quali sono i pericoli in futuro se non si aggredisce oggi il debito pubblico? Beh, che un domani potrebbe contrarsi anche la popolazione e contraendosi la popolazione si potrebbe contrarre anche, tanto per dire, il prodotto interno lordo e se il debito rimane lo stesso si alza in rapporto al prodotto interno lordo, per cui quello è già un grande pericolo. E poi ci sarà l'invecchiamento della popolazione, che porterà a maggiori spese, soprattutto ad esempio nella sanità, ma anche nelle pensioni. Beh, direi che è quasi già il presente questo, È già il purtroppo. presente, però ecco, ti posso dire uno studio che era stato fatto 3-4 anni fa, oggi gli italiani sono 60 milioni, 56 milioni di nativi e 4 di immigrati. Nel 2050, questo studio di 4 anni fa, prevedeva 42 milioni di nativi, nel 2050 ci saranno, però nei nativi ci sono i figli e i nipoti degli attuali immigrati anzi, e 10 milioni di immigrati, cioè 52 milioni, 8 milioni in meno, però con una forte preponderanza di immigrati rispetto ai nativi, con problemi anche complessi, perché probabilmente la società non si sa se riuscirà a recepirli tutti, per cui sono delle sfide veramente enormi che noi dobbiamo oggi progettare strategicamente, proprio con una progettazione a 30 anni, a 40 anni, se vogliamo che gli italiani di domani riescano ad affrontare vittoriosamente la sfida che il mondo moderno impone. Quindi con lungimiranza. Con lungimiranza, dice, no? Guardiamo sì. appunto al futuro. Un piano strategico. Ecco, si parla anche, Angelo, di debito aggregato oggi. Cos'è? Di cosa si tratta? Allora, il debito aggregato è tutto l'insieme del debito che hanno non solo lo Stato, ma anche le imprese e hanno le famiglie, le imprese, le banche e le famiglie. Riguarda tutti. Esattamente, e qui siamo messi molto meglio. Siamo dai, quasi a livello della Francia e della Germania e abbiamo un debito aggregato inferiore a quello della Spagna, inferiore a quello della Gran Bretagna, inferiore a quello degli Stati Uniti, per cui, e anche del Giappone, perché gli italiani sono i più grandi risparmiatori al mondo, assieme ai giapponesi, per cui abbiamo uno stock di ricchezza che è sicuramente pari ad almeno l'entità del debito. Quindi la macchietta un po' dell'italiano mani bucate non è poi così vero? Assolutamente no, siamo i più grandi risparmiatori al mondo, tra i più grandi in assoluto. Ecco, allora dai, almeno questo genera questo è molto una positivo, buona notizia in questo senso. Diciamo che lo Stato ha creato questo debito perché negli anni, soprattutto 70 e 80, ha trasferito una parte della ricchezza, creandola artificiosamente, ai privati. Adesso però noi dobbiamo tornarla un po' indietro, altrimenti la macchina statale si inceppa. Per la logica che dicevamo prima del ritorno. Anche per questa logica qui. Quello. Ascolta Angelo, siamo quasi in chiusura. A livello Veneto, perché insomma intanto il Veneto appunto e Padova ospitano questo convegno. Una battuta che appunto stiamo per lanciare la pubblicità, qualche esempio di cosa sta facendo il Veneto in pratica per contrastare il debito pubblico, qualche caso specifico particolare? Diciamo che il Veneto tutto sommato è abbastanza virtuoso, c'è solo un problema, che noi molte volte i comuni per finanziare i loro bilanci stanno un po' saccheggiando il territorio, mettono sempre a dimora nuove terre edificabili e quando non ci sarà più terra edificabile cosa si farà? Punto di domanda. Ecco, allora bisognerebbe approvare delle leggi comunali, dei regolamenti comunali per limitare l'edificabile dove è già stato edificato, cioè la ristrutturazione. Bene, e non saccheggiare ulteriormente il territorio, altrimenti chi ha un po' i capelli bianchi si ricorda che 30 anni fa la campagna era molto più aperta rispetto ad oggi. Sì, ma me lo ricordo anche esatto. io E invece oggi ci sono centinaia di case invendute, soprattutto in periferia e Va nei bene, paesi. quindi con questo secondo importante appello legato anche di più al nostro territorio, Angelo, io ti ringrazio, ti saluto perché abbiamo già esaurito i più di 20 minuti di intervista, vedi che il tempo vola. Grazie a te. Ricordiamo allora questa sera ore 18, Sala Paladin, Palazzo Moroni, 18, convegno dell'Ardep per la riduzione del debito pubblico. Benissimo, amici, mi raccomando, raggiungete Angelo Grasso, non mancate perché è una cosa che riguarda tutti noi. Angelo, grazie, in bocca al lupo per questa sera. Un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo con un altro ospite. A tra poco.
Amici, bentornati, siamo sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Abbiamo poco fa salutato Angelo Grasso che ci ha parlato dell'ARDEP e della riduzione del debito pubblico. Ricordo, il convegno si terrà questa sera a Padova alle ore 18 in Sala Paladin di Palazzo Moroni, non mancate. Adesso ho qui un altro ospite, ve lo presento subito, Francesco Bettella. Benvenuto dottor Bettella. Buonasera, grazie a tutti. Sono felicissima di averla qui. Allora, Francesco Bettella, presidente del distretto Veneto del Freddo, adesso ci racconterà anche un po' di cosa si tratta perché credo sia un po' sconosciuto ai non addetti ai lavori, vicepresidente di Confindustria Padova, quindi anche una carica veramente importante, uno dei papabili candidati anche alla presidenza, vero dottor Bettella? Così pare, insomma un accenno credo che meriti anche questo tipo di informazione nel corso dell'intervista. Allora, temino che diamo sempre a ogni tipo di intervista è quello appunto dell'economia un po' a nord-est e l'innovazione per le piccole e medie imprese. Lei, dottor Bettella, è specializzato, insomma, competente a dir poco per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Competente di questi tempi è molto difficile affermarsi competente, beh, però insomma, diciamo che vivo in questo ambiente, ecco. Allora, facciamo un po' una panoramica anche per gli amici che ci seguono un po' da casa, cercare di spiegare in un modo insomma sicuramente fruibile quella che è la situazione un po' al nord-est per quanto riguarda le piccole e medie imprese e poi l'invito insomma che in particolare credo da parte sua ci sia per quanto riguarda l'internazionalizzazione e l'innovazione. Com'è la situazione, dottor Bettella? Ma intanto c'è da dire una cosa, che storicamente il nord-est è sempre stato caratterizzato da imprese piccole e medie che hanno fatto lo sviluppo di quest'area territoriale. Certo. E quindi dobbiamo essere grati ai nostri predecessori e a quelli che hanno creato questo tipo di benessere partendo dal nulla. Noi sappiamo benissimo che la nostra area territoriale era un'area particolarmente depressa e grazie all'impulso e alla volontà e al lavoro di queste persone abbiamo raggiunto un benessere economico. Certo. Credo sia abbastanza invidiabile, o meglio, molti ci invidiano molto questo status che abbiamo raggiunto. L'industriosità dei veneti, esattamente, no? Questo rimboccarsi le maniche, rimboccarsi le maniche, darsi da fare, lavorare n ore al giorno, spingere sempre, non accontentarsi mai, cercare sempre frontiere più avanzate. Quindi al di là appunto dei confini veneti del nord-est. Direi di sì. Esatto. Però quanto è successo negli ultimi 2 o 3 anni pone un po' un problema del tutto nuovo e del tutto diverso rispetto al passato. Quindi non rinnegando quello che è stato fatto nel passato, dobbiamo pensare di creare delle situazioni che siano in grado di far fronte al nuovo ambiente in cui le nostre imprese si trovano ad operare. Un ambiente di crisi e anche però globale. In crisi da una parte e globale dall'altra. Quindi il problema che abbiamo è che quanto era bello fino all'altro giorno, cioè piccole, microimprese, molto veloci, molto flessibili, molto elastiche, capaci di rinnovarsi velocemente, con strutture molto esili, al giorno d'oggi forse non basta più. Non bastano più queste caratteristiche per affrontare l'ambiente globale e pertanto è necessario che queste imprese cambino un po' pelle o si reinventino in un modo di fare diverso. Quali sono i modi di fare diversi? Sono soprattutto puntare sull'innovazione e sull'internazionalizzazione. Quindi il mercato si deve allargare perché gli altri hanno posto tra le loro mire il nostro mercato. Ricordiamo e noi dobbiamo India, fare l'inverso. Cina, insomma, India, Cina, tutti quanti. Sono venuti da noi anche a imparare i metodi, se vogliamo, del Made in Italy, no? Rubare un po' il mestiere delle volte. Certe volte rubare il mestiere. Ecco, c'è un po' la paura, dottor certo che c'è una paura da parte degli imprenditori italiani di sentirsi defraudati, se vogliamo, del sapere artigiano veneto. C'è da dire che anche noi abbiamo imparato da qualcuno, non è che ci siamo inventati da zero. Quindi un invito all'apertura, non alla Quindi, chiusura in assolutamente un invito all'apertura, ma soprattutto avendo le idee chiare di come aprirci verso il mercato globale. Stavo dicendo prima, piccolo non è più così tanto bello probabilmente, o non sempre così bello. Interessante. Esatto.
E quindi bisogna creare un ambiente per cui le piccole imprese, le medie imprese siano in grado di operare insieme, facendo parte di una filiera, facendo parte di un sistema che permetta loro di puntare sull'innovazione e sull'internazionalizzazione. Quindi fare rete, anche fare networking, rete, assolutamente, assolutamente, no, questo è l'aggregazione delle imprese, il modo di operare in comune, il modo di conquistare determinati mercati insieme, il modo di operare insieme per far sì che l'innovazione diventi la parola d'ordine di tutte le attività di tutti i giorni. Ecco, si tratta anche di creare, no, di formare dei manager già orientati a questo tipo di approccio, forse le nuove generazioni in questo senso, le nuove aziende. Io credo che questo che lei ha citato sia un ambiente particolarmente importante e che crea e che deve creare il cambiamento anche da parte delle imprese. Non basta più l'impresa familiare dove il padre crea il lavoro per i propri figli e i figli continuano l'attività. Il cambio generazionale però al giorno d'oggi è la competenza quella che conta. Quindi la Non il grado di parentela, meritocrazia, la meritocrazia, posto, eccetera. insomma, Nulla togliendo a quelli che sono le prerogative delle famiglie che hanno ottenuto il successo e che potrebbero benissimo mantenere la proprietà dell'impresa, ma la gestione dell'impresa è un'altra cosa. Quindi saper delegare anche a manager competenti, a persone preparate anche per affrontare, insomma, una vita all'estero. C'è gente che abbandona l'Italia per Ma non occorre necessariamente andare all'estero a lavorare, bisogna essere in grado di operare sui mercati esteri e la cosa è una condizione diversa. Ecco, insomma, l'impegno non è da poco comunque. No, vero, assolutamente è un salto di qualità di grande importanza, è il cosiddetto salto generazionale che dobbiamo assolutamente affrontare. Ecco, penso che anche lei abbia affrontato, insomma, i suoi sforzi comunque dal punto di vista imprenditoriale, perché vedo nel suo curriculum che è cofondatore e amministratore di Uniflair con l'incarico di direttore commerciale, cioè non no, beh, questa è una scheda un po' sorpassata. Ah sì, ho fatto il direttore commerciale in passato. Però fa parte adesso, del suo passato, insomma, sì, quindi sì, ha vissuto, senz'altro. quello che intendo dire è che ha vissuto in primo... Tutta la gavetta. Tutta la gavetta proprio di una gestione esatto, manageriale all'interno di aziende, certo. no? Ecco, quindi... Ma io credo di essere stato fortunato nel poter mettere a frutto sia il mio lavoro che le mie competenze insieme a quelle degli altri che mi hanno accompagnato in questo percorso. Però diciamo ormai abbiamo raggiunto una dimensione che non è più quella della microimpresa o della piccola impresa, siamo già forse oltre la media impresa secondo i canoni italiani. Secondo i canoni internazionali siamo ancora dentro le medie perché a livello internazionale parlare di grande impresa significa parlare di migliaia e migliaia di addetti e di volumi di fatturato molto più alti di quelli che possiamo che ci sono in Italia. Penso comunque che come vicepresidente di Confindustria Padova, insomma, abbia visto anche il cambiamento, no, di queste aziende nel corso del tempo. Sì, assolutamente sì, perché anche nell'ultimo mandato, del presidente attuale che scadrà qui a fine anno, io come vicepresidente ho avuto la delega all'internazionalizzazione e in questa funzione, diciamo, in qualche maniera mi trovo già ad aver masticato questi concetti. Infatti ho detto che è un espertissimo di internazionalizzazione delle imprese, proprio insomma anche per quella che è stata la sua esperienza sul campo, anche le deleghe insomma che ha tuttora. E ecco, una battuta sul caso Marchionne e poi anche una sulla Marcegaglia. Cosa pensa? So che si era espresso in merito appunto al caso Marchionne. Ho scritto qualche riga così per un giornale cittadino su questo argomento. Io credo che Marchionne sia il simbolo del nostro tempo dal punto di vista imprenditoriale. È la persona che ha posto delle domande assolutamente categoriche, imprescindibili. Ha detto quello che abbiamo fatto finora non basta più per affrontare il mercato di oggi e di domani. Ha lanciato un segnale forte. Ha lanciato un segnale fortissimo, per certi versi dirompente. Di rottura, sta a noi adesso tentare di capire fino in fondo questo segnale e trarne le conclusioni più adeguate. È chiaro che da un certo punto di vista è molto, come si dice, avanzato, sembra quasi una fuga in avanti rispetto a tutto il resto del sistema e noi dobbiamo far sì che tutto il sistema si muova nella stessa direzione. Certo che la direzione è quella segnata da Marchionne.
quindi in questo senso condivide comunque Certamente la sì, prospettiva. qualche volta i metodi potrebbero essere più mediati, più gestiti, Certo. però è Però chiaro un'azione dirompente aveva forse comunque che ci vuole bisogno. anche l'azione dirompente. Ecco, invece la Marcegaglia, le ultime vicende, insomma, La legate Marcegaglia, alle anche polemiche, lei, insomma. sì, io non vorrei entrare nel campo della No, senza polemica entrare perché nel campo, insomma, è però sempre disagevole, spiacevole, diciamo, e certo, non voglio metterla spiacevole. assolutamente, mi piace Assolutamente che non sia sempre è... a suo agio. Ognuno ha le proprie opinioni, però è certo che la Marcegaglia pone un problema molto serio ai nostri governanti, che è quello di smettiamola di giocherellare con situazioni che non hanno niente a che vedere con lo sviluppo di questo paese. Questo paese ha bisogno di riforme importanti per poter sempre affrontare quel mercato globale che giocoforza ci troviamo ad affrontare. Quindi le interviste, le dichiarazioni, le signorine o non signorine, sì, possono essere importanti, il gossip può essere importante in un certo ambiente, ma la cosa fondamentale è quello di avere davanti un programma ben preciso che porti allo sviluppo di questo benedetto paese, che sta rimanendo indietro rispetto a tutti gli altri. Ma sta rimanendo indietro non tanto soltanto per le mancanze di una classe governante, ma è tutto il sistema paese che deve fare uno sforzo in avanti. Intendo dire i sindacati da una parte, le opinioni pubbliche da un'altra, il governo da Le un'altra università, insomma, e tutta anche l'opposizione deve fare un salto in avanti, perché fermarsi alle solite contraddizioni o alle solite contrapposizioni di principio, come è stato fatto finora, non porta... La domanda che tutti dovrebbero farsi è: questo che sto facendo o l'azione che sto facendo è utile o non è utile per lo sviluppo del paese? Quindi sì, un Questa è approccio la più pragmatico, discriminante, assolutamente decisamente, sì. più pragmatico rispetto alla fuffa, se vogliamo, no? Sì, Che spesso rallenta appunto i processi di progresso della società. certamente. Ecco, quindi in sintesi sia Marchionne che la Marcegaglia, figure Plauso a tutte e importanti, due, plauso per l'azione comunque di rottura e di stimolo, no, a questo certamente. progresso di cui la società necessita oggi, perché siamo sempre il fanalino di coda, purtroppo, no, rispetto magari ad altri Beh, non è paesi. vero che siamo proprio Ecco, allora dai, diciamo sempre qualcosa il anche. fanalino di coda, Le speranze ci dobbiamo sono. anche prenderci le nostre medaglie quando ci sono. Certo è che il sistema delle norme che ci siamo posti, il sistema dell'inflessibilità, nonostante tutti dicano che il sistema del nostro lavoro è flessibile, purtroppo non è Non è così proprio vero. così. Diciamo, tutti questi vincoli sono dei vincoli che frenano la possibilità di Rallentano, sviluppo di certo. questo paese e Però quindi lo fanno ricordiamo, rimanere indietro. esatto, dottor Bettella, appunto guardiamo anche un po' il bicchiere come mi invita a fare lei, mezzo pieno, e ricordiamo per esempio che una realtà come quella di Confindustria festeggia 100 anni quest'anno, mi faceva piacere ricordarlo perché Sì, nasce nel 1910, 2010, quindi c'è anche l'impegno, no, di questa struttura, chiamiamola così, c'è l'assoluto impegno, che ha perché portato ricordiamoci avanti. sempre di quegli imprenditori che hanno cominciato a svolgere la propria attività nel sottoscala oppure nel piccolo campanoncino e poi sono riusciti a far crescere delle imprese che sono simbolo di eccellenza un po' in tutto il mondo. Bisogna continuare a non guardare negli specchietti Indietro. retrovisori, ma guardare in avanti. Questo è Con un bel importante. canocchiale, no? Un Avere bel un po' canocchiale di in avanti, lungimiranza sempre in in questo avanti, non senso. dire ho fatto questo e quindi deve andare bene quello che ho fatto finora anche per Sedersi il un po', futuro. no? Proprio Crogiolarsi così. sugli allori. Ecco, no, mi aveva fatto piacere curiosare un po' di notizie di Confindustria perché in effetti nascendo nel 1910 ho sbirciato perché bisogna anche studiare, no? Per Sì, prepararsi un sì, po', e come ha fatto cambiare insomma anche la società in quel momento, era una società a matrice un po' agricola ancora, no? Non ancora industrializzata, e quindi certamente. l'impegno già di questi piccoli imprenditori coraggiosi ha portato poi a formare quella che è stata la società industriale, e l'Italia è comunque riuscita a diventare negli anni uno dei paesi industrializzati rispetto agli altri. Si tratta di proseguire, dicevamo, con questo Basta cammino. fare proprio un'analisi storica del 1909, quando è nata, o 1910, quando è nata Confindustria, quando le imprese erano un numero limitatissimo, Certo. erano concentrate in alcune aree del paese
e mentre tutto il resto era agricoltura o agricolo depressione. o paludi O ancora al depressione. tempo, certo. E guardiamo adesso la realtà, credo che il merito sia da distribuire a tanti e anche agli imprenditori che sono riusciti a far crescere. Soltanto a Padova abbiamo aderenti a Confindustria 1800 aziende, che è un numero di assoluto rilievo. Assolutamente, ecco, magari leggo qualche dato giusto perché Prego. rende conto di questa enorme realtà, no, legata appunto a Confindustria. Vedo 18 Confindustrie regionali, parliamo appunto a livello nazionale, 103 associazioni territoriali, 23 federazioni di settore, insomma 144.190 imprese per 5.392 dipendenti, insomma numeri fortissimi, e quindi lei la vive questa realtà anche personalmente in qualità di vicepresidente, e ricordiamo diciamo, non è merito mio adesso. No, però insomma credo che viva proprio in prima persona. Sono anche orgoglioso di far parte l'impegno. di questo organismo in ogni caso. Bene, quindi siamo in chiusura, dottor Bettella, ma mi faceva piacere dare qualche dato per rendere conto anche dell'economia nord-est, che può contare appunto anche sulla presenza e l'impegno di Confindustria, e quindi vediamo insomma di guardare positivamente al futuro. Io la ringrazio per essere stato con noi, spero di averla ancora come ospite, perché di cose da dire ce ne sono tantissime appunto anche sull'internazionalizzazione delle imprese. Amici, salutiamo il dottor Francesco Bettella, lo ringraziamo e vi lascio in compagnia di una rubrica dal campo alla tavola, quindi vediamo un po' che cosa ci racconta questa rubrica di oggi, poi torniamo qui in studio con un altro ospite. A più tardi. Bentrovati come sempre in Dal campo alla tavola, la trasmissione attraverso la quale la CIA di Padova ci permette di entrare in maniera molto più consapevole non solo nel mondo dell'agricoltura, ma anche in quella che è la stagionalità, nelle esperienze di lavoro degli stessi imprenditori, nella conoscenza di un mondo che è anche cultura e tradizione e vita di un territorio. Oggi a farci compagnia è tornato il presidente della CIA di Padova, Claudio D'Ascanio, ben ritrovato. Salve a tutti. E oggi, Presidente, magari ci concentriamo su un alimento che è veramente cardine nella nostra alimentazione, che è il latte. Beh, il latte credo che per tutti sia noto il valore, diciamo, nutritivo, quello essenziale, è legato alla nostra crescita. Per molti di noi, quelli più fortunati, hanno incontrato questo alimento sin dai primi giorni, quindi sanno benissimo il valore nutritivo e le potenzialità che ha anche per quanto riguarda lo sviluppo della vita futura, perché è un elemento insostituibile. Naturalmente quando non abbiamo più a disposizione quello materno, appunto noi ci rivolgiamo ad altri animali che hanno la capacità di fare un prodotto di alta qualità e anche in molti casi abbastanza simile a quello materno. È un prodotto che spesso ci accompagna la vita per molti, da piccoli ma poi anche da grandi, tendiamo a continuare a consumarlo. È un prodotto... Teniamo conto anche che poi il latte comunque può essere trasformato e diventare quindi certo, altri prodotti con importanti qualità anche dal punto di vista nutrizionale. Anche qui diciamo si unisce ai discorsi culturali. In Italia abbiamo la capacità di trasformare in centinaia e centinaia di tipi di formaggi diversi. Beh, pensiamo solo nel Veneto, pensiamo solo all'altopiano d'Asiago, per fare un esempio banale. Padana, ma tutto l'Asiago, tutte le decine e decine di tipi, freschi, stagionati, quindi proprio c'è una cultura e un saper fare veramente importante che anche dal punto di vista del reddito. Qui dicevo, il latte è un elemento fondamentale, tanta acqua, perché l'88% è acqua, e poi ingredienti fondamentali, un po' di grasso, un 3,5%, poi sali minerali, proteine e un elemento fondamentale che è quello del calcio. Fondamentale soprattutto perché va assunto nella tenera età, da giovani, cioè va fatta una sorta di riserva di calcio, soprattutto le donne, perché questa riserva poi sarà utile
nel proseguo degli anni, evitare malattie diciamo che, appunto, che poi possono limitare la nostra vita. Beh, basti pensare all'osteoporosi. Esattamente. Questo dice già molto da solo. Il latte, noi abbiamo la fortuna nel Veneto, la terza produzione a livello italiano, molto importante, 200.000 vacche da latte, un latte di buona qualità, anche se su questo probabilmente va migliorato, proprio perché abbiamo la possibilità e dobbiamo farlo. C'è una tendenza anche qui di crisi purtroppo legata al fattore prezzo, nel senso che una delle problematiche principali è questo di avere ormai altissimi costi a fronte di prezzi del latte veramente insignificanti, che non solo non remunerano, ma spesso costringono l'azienda a rivolgersi alle banche per poter chiudere l'anno. Questo è un grande problema, noi speriamo da questo punto di vista che il prezzo del latte possa almeno superare quello dell'acqua, perché spesso è in competizione con l'acqua, costa più l'acqua minerale che non il latte. I nostri produttori stanno cercando di resistere, anche se sappiamo che ormai il 35% delle aziende, soprattutto quelle più piccole, sono state costrette a chiudere. Stanno diversificando quanto è possibile il loro modo di lavorare, stanno cercando di trovare nuove strade, chi si dedica anche a fare più qualità, chi si dedica anche a trasformare in formaggi, chi ha fatto questo nuovo sistema di distribuzione del latte attraverso distributori automatici. Quindi c'è la volontà di andare avanti e di trovare strade che consentano però di fare una vita dignitosa a persone che spesso sono costrette a lavorare 365 giorni all'anno, perché, sì, anche perché le mucche chi ha la stalla vengono ovviamente allattate, vengono munte tutti i giorni, vengono alimentate tutti i giorni, vengono pulite tutti i giorni. Sì, non conoscono la domenica. Devono essere tenute bene, perché sappiamo che c'è un rapporto stretto tra il benessere animale e la qualità del prodotto. Quindi è fondamentale. Questo in tutte le cose legate all'agricoltura. Sì, ma particolarmente direi anche nel latte, sia dove mangiano, cosa mangiano, come vengono trattate, come vengono tenute, può incidere veramente sulla qualità del prodotto. C'è una concorrenza da parte dei paesi dell'estero che in qualche modo complica ancora di più la vita dei produttori, o il latte tutto sommato riesce ad evitare questo tipo di complicazione? Domanda da profana. No, c'è una concorrenza nel fatto che noi... A livello di prezzi anche, per esempio. Beh, sui prezzi sicuramente, ma il problema è che noi produciamo meno di quello che è il nostro fabbisogno nazionale e quindi siamo naturalmente... Per necessità costretti. Importatori non sempre di latte che è adeguato alle nostre necessità e che è omogeneo per qualità al nostro. Spesso possono arrivare anche prodotti, diciamo, strani, e poi possono anche aversi fenomeni, diciamo, negativi come quelli che abbiamo avuto in alcuni prodotti, perché si viene anche dalla materia prima che non è di elevata qualità. Può arrivare latte in polvere, possono arrivare cagliate, sono tutte cose che sostituiscono il nostro latte, che invece è un latte ipercontrollato, di buona qualità, a volte di ottima qualità, sulla quale, diciamo, possiamo far conto. A noi c'è un controllo veramente massiccio, cioè giornaliero, di questa produzione. Cioè chi vende latte, chi vende il latte fresco ad esempio, ha controlli giornalieri. È difficile sfuggire a questi controlli, quindi noi abbiamo un prodotto che è veramente a posto. L'aspetto negativo, ad esempio, sulla vendita del latte fresco, del latte crudo, è quello che in qualche maniera si è pensato che questo latte potesse far male. In realtà non farà più male di quanto non fa male la carne cruda o il sushi crudo o prodotti crudi, quando questi praticamente possono venire a contatto con un certo tipo di batteri o altre cose. Il livello è questo, insomma, però siccome quando c'è la salute di mezzo tutti hanno una grandissima attenzione. È facile anche dare risalto magari ad un elemento che non... Questo qui ha portato che un grande successo sul mercato di questi distributori sia piano piano venuto meno, che oggi, diciamo, sì, assolutamente, mi sembra che non ci sia più... Si sia dimezzato diciamo, il consumo attraverso queste forme, e invece secondo me può essere rilanciato. Io personalmente ne faccio un buon uso, lo trasformo in formaggio, ho sperimentato a fare la ricotta, quindi cerco di
di arrangiarmi. Credo che si possa fare una cosa interessante da fare in casa, recuperare anche un po' quello che sono i costumi, le abitudini di una volta. Ci sta svelando degli aspetti che non avremmo mai pensato, Presidente. Ci insegnerà a fare la ricotta? A parte che dal fisico, insomma, si doveva intuire che qualcosa dovevo fare, perché insomma... Però insomma è bello sentire... Beh, ho chiesto consigli perché non sempre mi veniva questa ricotta, fino a che non mi hanno dato il consiglio giusto, e allora con quel consiglio ho visto che poi le cose avvengono e avvengono bene, quindi possiamo fare... Ci prendiamo l'impegno, ci spiega, un giorno ci racconta i segreti della ricotta. No, i segreti della ricotta li chiederemo a chi la fa professionalmente. Io ci metterò la mia parte, faremo un esperimento, va bene. Senta Presidente, abbiamo solo un minuto. Parlando di latte, viene abbastanza automatico fare il riferimento o comunque andare con il pensiero alle quote latte. Riusciamo a chiudere questa questione delle quote latte, a mettere la parola fine su questa, che è diventata quasi una telenovela sotto alcuni aspetti? Questa è più che una telenovela, perché questa è nata prima delle telenovelas e durerà anche oltre. Il problema è che mentre le telenovele sono finzione, sono fiction, certo, qui è una cosa reale, che ci sono miliardi di miliardi di euro che qualcuno paga, perché non è che non si pagano, perché fino adesso non hanno pagato chi doveva pagarle, l'ha pagato chi si è sostituito, lo Stato o i cittadini in qualche caso. È un problema di giustizia, perché ci sono... migliaia di aziende che hanno rispettato le norme, migliaia di aziende che si sono indebitate per essere a posto, pochissime centinaia di aziende che questo non hanno fatto, danneggiando tutti gli altri. Oggi questi fanno concorrenza a quelli che hanno avuto sempre un comportamento leale. Sono stati dentro le regole. Allora, è giusto che anche questi debbano vivere, però debbano vivere rispettando quelli che sono le regole. Noi eravamo contrari alle quote latte perché abbiamo sempre pensato che la produzione non va in qualche maniera costretta, però chi le ha accettate deve rispettarle. Su questo noi siamo intransigenti e spero che si possa tra poco porre la parola fine a questo contenzioso. Benissimo Presidente, anche oggi abbiamo finito il nostro spazio. Io ringrazio Claudio Dascagno per averci fatto compagnia anche in questa occasione, lo ritroveremo sicuramente in qualche settimana successiva, anche perché ci deve spiegare come si fa la ricotta, quindi ormai si è preso l'impegno. Allora grazie a Claudio Dascagno, con voi invece dal campo alla tavola ci ritroviamo prossima settimana, come sempre, stesso giorno, stessa ora. Ecco amici, bentornati in studio a Chiacchiere e Caffè. Abbiamo appena salutato la nostra Paola Sartore e il suo contributo dal campo alla tavola, sempre, insomma, personalmente lo trovo molto interessante. Allora amici, come vi ho già detto qualche giorno fa, nelle prime puntate, chiudiamo ogni puntata per questa nuova edizione di Chiacchiere e Caffè con degli ospiti che vengono in studio ad annunciarci degli appuntamenti, insomma, delle cose molto carine da non perdere. Allora vi presento subito i nostri ospiti che sono qui seduti accanto a me: Maria Elda Muzzani, vicepresidente di Agronomi Senza Frontiere, e qui alla mia destra Diego Florian, presidente di Agronomi e Forestali Senza Frontiere, vero? Questo è il nome per intero di questa associazione. Certo. Allora intanto diciamo subito il motivo per cui siete qui, per presentare questo concerto, poi mi raccontate qualcosa di più di questa associazione che personalmente, denuncio la mia ignoranza, non conoscevo. Allora ecco qui amici, vi faccio vedere la locandina: concerto all'ex Fornace Carotta con sede a Padova, domenica 7 novembre alle ore 21. Questa è la locandina, molto bella tra l'altro devo dire. Ore 21 abbiamo i Trio dell'Arco, vero Diego? Musicisti dell'orchestra della Fenice, musiche di Van Beethoven, Hans Krasa, Astor Piazzolla, quindi insomma musiche meravigliose. Do le informazioni utili anche per comprare il biglietto, insomma per chi è appassionato di musica o vuole non perdersi questo appuntamento. Poi mi racconterete in retroscena del perché appunto di questo incontro. Allora biglietto unico 10 euro, vendita dalle ore 20 all'ex Fornace Carotta in piazza Napoli. Informazioni e prenotazioni lunedì, martedì, mercoledì lo dico, segnatevelo, 049 65 73 72
dalle ore 9:30 alle 13. Ecco, però diciamo che per i pigri o gli ultimi che si organizzano insomma per il rotto della cuffia si può trovare il biglietto anche lì, la prevendita andando direttamente all'ex Fornace Carotta. Allora, un concerto che nasce perché? Promosso da Agronomi Senza Frontiere, da questa associazione. Allora io parlo, diciamo, allora, della Maria Elda parte... Muzzani ci racconta perché appunto parlo della parte del concerto, poi dopo il nostro Presidente parlerà più delle cose. Ecco, allora la premessa da fare intanto che questa associazione è un'associazione che è aperta al contributo di tutti, questo devo dirlo. Non perché, solo agronomi, no, vero, appunto, perché io proprio... Dico, lo dicevo a lei ridendo prima, ma lo ripeto, che io non so molto bene quale sia la differenza tra il baobab e il basilico, però aiuto lo stesso, perché ecco, l'importante è credere nella finalità dell'associazione. Certo. E appunto noi abbiamo pensato di organizzare questo concerto con queste belle musiche che appunto vanno da Beethoven a Piazzolla, e ci sono anche pezzi musicali palestinesi, quindi anche della zona del progetto, che intendiamo finanziare almeno con una parte di questo. Certo, un contributo, esatto, perché anche le gocce aiutano a fare gli oceani, certo, no? è importantissimo. Ecco, allora ricordo anche il sito internet dell'associazione, così chi vuole curiosare vi può conoscere meglio anche via internet, www.agronomisensafrontiere.it. Allora, Maria Elda ci invita a non perdere questo concerto, anche per aiutare appunto. Sì, e anche perché poi alla fine ci sarà un buffet. Ecco, diciamo anche le cose dal sacro al profano, esatto, che non guastano mai. Con anche prodotti dei nostri progetti, e quindi anche un momento conviviale in cui potremo raccontare qualcosa di più di noi. Ecco, anche appunto chi siete, cosa fate, esatto. Perché non è che siate così, devo dire, conosciuti come magari meritate, vero Presidente? Beh, non siamo ovviamente così ambiziosi da poter essere conosciuti su larga scala. Diciamo che però sono già 10 anni che come associazione raccogliamo da una parte la disponibilità delle persone più o meno professioniste nell'ambito agronomico e forestale, che vogliono mettersi a disposizione di qualche progetto in un paese in via di sviluppo. E allo stesso tempo, sempre da 10 anni, ci mettiamo a disposizione appunto di normalmente ONG o altre organizzazioni che hanno dei progetti, quindi ONLUS, eccetera. Esatto, che abbiano bisogno di un apporto tecnico in questo caso. Non abbiamo la pretesa né di salvare il mondo o di gestire autonomamente dei progetti. Ci mettiamo a disposizione con le conoscenze che abbiamo, con le professionalità piccole o grandi che riusciamo a raccogliere al nostro interno, appunto ci mettiamo a disposizione di organizzazioni o di progetti. In questo caso il concerto aiuterà a raccogliere fondi a favore di un progetto a Gaza, quindi appunto nelle aree urbane della striscia di Gaza, anche se ormai la concentrazione è così alta in questo lembo di terra che è difficile distinguere tra aree urbane o aree periurbane o agricole. E l'obiettivo è quello di realizzare circa 150 orti domestici in quelle zone in cui la famosa operazione Piombo Fuso del Natale 2008 ha praticamente distrutto l'esistente. Il progetto è stato presentato da ACS, che è un ONG di Padova, che ha già una buona esperienza operativa, e da parte nostra abbiamo curato l'aspetto tecnico, proprio di scrittura del progetto e di suggerimento su quali strumenti adottare, e ovviamente saremo presenti poi nella fase di implementazione del progetto. Quindi un'assistenza davvero sì, continuativa, diciamo, certo, e assolutamente. tecnica anche. E beh, ricordiamo che la sede dell'associazione è a Padova. La sede è a Padova, certo. Benissimo, allora abbiamo dato un po' di informazioni utili, almeno un cameo per iniziare, insomma, a contribuire anche noi a farvi conoscere e soprattutto ad invitare i nostri amici che ci seguono da casa a non mancare a questo concerto. Lo ricordiamo, faccio vedere in chiusura la locandina, ecco, ex Fornace Carotta, questa è la bellissima locandina, ex Fornace Carotta di Padova, domenica 7 novembre, ore 21.
prevendite, insomma anche lì sul posto, mezz'oretta prima uno riesce a comprarsi il biglietto. Amici, non mancate, perché insomma così darete il vostro contributo all'associazione appunto Agronomi Senza Frontiere. Io ringrazio i nostri ospiti, Maria Elda Muzzani, vicepresidente di Agronomi Senza Frontiere, e Diego Florian, presidente. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Ci vediamo allora presto, mi farete sapere. Amici, appunto salutiamo così i nostri ospiti, siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata. Mi raccomando, vi aspetto domani dalle 13 alle 14, sempre vi ricordo il nuovo orario, qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ciao a tutti, grazie, a domani. We get it almost every night when that moon is big and